forza via. Ma dico io, mi potevi ricreare in un vestito più moderno. Dopo mi arrabbiare solo un po' di calcipistreo. Non è neanche dovete. Questo è un cartellone pubblicitario. Sotto ci viene scritto: chiamatevi Nerone. Sarà la vostra cromatina. Ma ci avessi una scopetta a mano, non qualcosa. Ripeto, se ti secca la partita moderna me lo puoi anche dire. Ma no, con te non mi secca niente. Pensa, posso fare anche il cartellone di Piselli scatola vestito da Giuseppe Verdi. Chiamatemi Verdi, sarà il vostro Piselli. No. Mi domandavo, ma di quel tempo si facevano pure i pantaloni, perché gli vedo che gli escono sottati. E quanta cosa mi guardano? Vabbè, ma tanto io quello di sotto glielo taglio. Ah, tagliamo la parte sotto. Tagliamo a parte sotto, tagliamo a parte coppa. Qua non tagliamo niente. No, io dicevo così per collaborare, perché l'altra volta facessi fare questa roba a carnevale. Appunto la reclama delle carte. E sotto ci veniva scritto: se mi piccavo con questo nodo morivo le gambe. Ma ricordo buono. Allora pure poi viene impallimento il cravattificio. Perché vedete che la brutta faccia di sciusa a cattare il cravatte. Queste sono tutte trovate che faccio io per sbarcare in un anno. Che faccio? Guardi i dati, fare la fame. L'arte si apprezza solo dopo che l'autore è decesso. Di che? Molto, molto. Ma perché devi fare questo lavoraccio quando io potrei mantenerti? No, non ricominciamo con questa storia. Mica mi hai preso per una data di facili costumi. No. La moralità innanzitutto. Su via, adesso incominciamo a dipingere. Vabbè. Ricordati Cosa? che sei un imperatore romano. Però, se bussano alla porta, ricordati che devi scappare via per di qua. Per tuo marito. Quello che sta cercando per tutta Napoli. Spera di trovarli in fragrante per ottenere la separazione legale. Sì, ma non ladra, non ladra. Ma se te parate che a Napoli è così grossa e chi le può camera, mi fate ricordo. Tu stesso mi hai fatto capire col racconto di quella strana vita. Se lo sapevo non lo puntavo. Ma poi sei tanto sicura che si tratta di tuo marito? Come no? Ha detto il capitano Mitraglia? Sì, ho detto il capitano Mitraglia. Gna. Se lui è il capitano Mitraglia, io sono La mitragliatrice. sua moglie, sua moglie. Vabbè, e dire che quel povero uomo sta cercando del provolone vero. E a me mi pigliare proprio. Sì, pocaci da valle, su via, No. diciamo. Per un altro provolone. Mettiti in posa, austero, imponente. Ricordati che sei un imperatore romano. Sto buona così? Mi ha malvaggio, il più cattivo. Aspetta, lo faccio il volto malvagio. E tu così mi sembri uno che deve andare in bagno. Più austero. Senza tu quanta cosa mi fa? Per vendere una scatola di cromatini. Pare chi sta facendo opera d'arte, lo. Sono un artista. E questo è il ruolo. Anche queste cose così commerciali, senza un po' di soddisfazione, non le so. Ma senti secca da farmi da me, non me lo puoi anche dire. Ma no, ti ho detto che con te non mi secca niente. Vedi, quando sto qua sono un altro uomo. Vedi a casa che è come se stesse carcerato. Sì, e sei scapolo. Sì, infatti sono scapolissimo. Solo che dico con una vecchia zia, per carità, quella è una brava donna. Solo che tene un carattere troppo autoritario, non mi fa fare niente, non mi fa decidere niente, non posso fare niente. Vedi qua, faccio l'imperatore. Che piacere e che soddisfazione. Sì, ma non ti muovere, per piacere. Posso fare che le cavo a Dio. Sì, va bene, ti ho detto non ti muovere. Posso dire che le cavo a Dio. Ma non parlare! Mi sento padrone, felice. Scappa come tu per essere mio marito. Scappa, ti prego, per piacere. È arrivata la rivolta e l'imperatore se ne scappa. Marietta chi è? Chi è? Ah, Chi è? Sì. è arrivato un giovane che non mi ha voluto dire il nome, no, e dice che l'ha mandato Don Saverio Spogliamenti, e voi se sapete perché viene. Io non ero nella dentro, come fate? Sì? Però voi state attenti a chi fa la perché ho letto che è imprigionato e mi certificano le carte. Io che penso a quella povera signora che è stata ammazzata 2 settimane fa, la signora che gli deve aiutare, la volevamo bene
è che la cameriera fuori dalla porta ha detto signore biglietto! Ho visto il suo biglietto da visita per fortuna. Sì, ho capito, ma uno appena entra si sente dire signore biglietto! Capisco. Lei vuole serbare l'incognita, non è vero? È così appunto, io voglio serbare l'incognito. L'avevo capito bene, la verità, bisogna fare presto. No, e che presto presto, io come faccio? No, intendevo dire le presentazioni, la conoscenza, poi ci si saluta e ci si vede un'altra volta. Un'altra volta? Certo, io non aspettavo quest'ora. Ma non sapere, ma mi ha detto alle 10. Le 10 della sera. Ma allora doveva venire alle 22. Ma non si preoccupi, Don Saverio mi ha parlato molto del suo esaurimento nervoso, ecco. Quello pure lui è stato vittima di una cosa del genere. Non so se vi ha raccontato quattro ciucciaioli sardannini. Come no? E sa chi fu a guarirlo? No. Mia madre. Ah, ma allora è un fatto ereditario, siete di famiglia. Vedrai che anche io la saprò liberare dal suo complesso. Stia tranquillo. Ci so fare io. Figlia da... Io mi chiamo Zezé. Che bel nome. E tu? Ah, no, non mi dire il tuo nome. Tu sarai scozzese. Scozzese? Sì, perché è da scozzese che ti farò il ritratto. La mia fantasia ti ha visto così. Il ritratto. Sì, perché io sono pittrice, non lo sai. Mica mi avresti preso per una donna di facili costumi. Ho solo pochi amici degli amici, però. Ho capito, è tutta un'amicizia. Ogni volta che arriva un amico gli faccio sempre il ritratto, sai? È un fatto artistico, spirituale. Ma chissà dove ha mannato. Naturalmente, in quell'atmosfera poetica che si crea, qualche volta può nascere una simpatia, sai, un'attrazione reciproca. Ma io volevo dire... Non niente soldi, noi ricominciamo con questa storia. Ho capito, ma io... Non fare il cafone, ho detto niente soldi. Ho capito, ma io non sto parlando di soldi. Ho capito, tu soldi non ne vuoi. Stai sicuro che io non te ne darò mai. Ma io veramente volevo dire... Naturalmente, dopo ti venderò il ritratto che ho fatto per te. Solo per 500 euro. Allora, ma la carocchia. Infatti, se non sei d'accordo, subiamo. Ci vediamo domani alle 5 e vedrai che la Scozia ti piacerà. Domani, alle 5 della sera. E questo è quello che sto cercando di dire da 2 ore. Senti, so sa, come diavolo ti chiamo? Zezé, mi chiamo Zezé. Ecco appunto, Zezé, io devo andare in Scozia e devo tornare a Napoli per tutte sta giornata. A me a mezzanotte mi scade i tempi. Quindi che cosa? No, niente, è un fatto mio. Zezé, a Scozia si deve andare subito. Devo guarire presto Come oggi. faccio? Sono impegnata. Rimane che sono a farci. La medica me la va con volo. Senti, Zezé, io compro 2, 3, 4, pure 5 quadri. Ma a Scozia si deve andare subito, oggi, presto. 2, 3, 4, 5 quadri, sì. ma come faccio? Devo andare nella pinta. E chi è il mio lupo? No, è il mio cane. Sai, ogni tanto abbaia e può dar fastidio, ecco. La prima volta che invece ho fatto un succede di Sant'Annulla, a me mi succede su 4 locali. Passo via. Un bacino di incoraggiamento perché ti sei fatto bianco e bianco. Bis. E come? Senza fare bis devo vedere una cosa. Ah, benissimo. Zezé, io mi sento già guarito. Zezé, andiamo, a Scozia è bello. Zezé, io mi sento già sul direttissimo. Controllo. Chi è? O controllore, dove sto? Ma che stai cercando? O controllore. Ma quale controllore? Dico, stai calmo, non ti riscaldare. E che maniera sono chiesto? Non mi hai fatto vedere il controllore del treno davanti a Giorgio. Altro che complessato, tu sei un aggressivo. Ora vedo quello che posso fare per te. Marietta? Sì. Fai una cosa, accompagna il signore in sartoria e dagli la valigetta numero 3. No? Ma voi lo conoscete bene, sì? Signor, voi lo sapete che io mi fa? No, No, perché io penso che la povera signora, la signora Raghelli, No, non è stata strangolata con settimane, non si trova ancora che sta, non si trova ancora niente. Ferma, hanno strangolato una donna in questo palazzo. Così si muore, No, la signora Raghelli, c'era una cosa 15 giorni fa. Però pensi che la polizia va e via. Vabbè, non ti preoccupare, una mia conoscenza, vai, stai tranquillo. Va bene. Allora facciamo una cosa, vai avanti tu che sei donna, se donna strafuga, tu dite che io me ne scappo. Intervengo e ti salvo. Ma io come faccio? Tengo nerone da prima. Neroncino. Zezé, io potevo aspettare pure la caduta dell'impero romano chiuso là dentro. Guarda, io premo tutta quanta. Ma È venuto un mio informatore e mio marito che sta cercando da queste parti. Devi andare via subito, ci vediamo domani. ma domani a che ora? E quando vuoi tu, tanto lo sai che qui sei il padrone. Ah, che bella parola, il padrone.
piacere, guarda che soddisfazione, io mi sento libero. Ah, dai, che piacere. Ah, guarda un po', devo andare. Dai, no, dai, ma mi sarà tra poco. Vai, però non per la sassoria, vai per di là. Apri la porta, apri la porta, vuoi che penso qualcun altro stasera? Fuori c'è il velocista. Ma no, ma che si sono dati appuntamento tutti gli antichi romani stasera? Se che vi deve parlare di una cosa necessaria e urgente. Va bene, fallo entrare e trattieni lo scozzese di là. Vediamo se riesco a chiudere questo qua stasera. Sette. Tu manchi da tanto tempo e proprio adesso mi ricapiti. Lo so, sono venuto a mancare, tra virgolette, si capisce. Lo so, però potevo fare, l'azienda mi ha fatto. Però stasera ci sono venuto qui non per farmi un quadro, ma perché è un piacere molto importante. Sentiamo. Allora, prima di tutto voglio ricordarti che tante volte mi hai fatto passare proprio qui su questo piedistallo per vendermi i tuoi bellissimi quadri. Una volta mi hai fatto fare Marco Aurelio, una volta invece mi hai fatto fare l'imperatore Claudio, altra volta Adriano, e poi Traiano, e una volta mi ricordo mi hai fatto fare pure la nonnina. Sì, ma che cosa vuoi da me oggi? Ora non ti verificare. Allora, poco fa è arrivato un signore qui a casa tua e stava vestito con una giacca blu, un po' smorza, un po' complessato. Sì, qualche complesso lo tiene, ma quindi... Allora, quel signore devi farlo rimanere in casa tua fino a mezzanotte di questa sera. Dopo mezzanotte se ne va. No, fino a mezzanotte non è possibile, sono impegnata. Ma dai, lo metti insieme al nero. No, non è possibile. Con il cagnolino tu. Con i vicini. No. E va bene, non capito. Desde lungo, 5. 5. No. A tu pacchetti sigarette, pacchettami tutte. No. Va bene. 10 di pacchetti, stiamo bene. No, dice. Facciamo una cosa, 20 euro, 4 pacchetti da bussacci così da bussa. Non è possibile. Quello che vedo, una 50 euro. Hai detto la parola magica, accetto. No. Mezzanotte e 2 minuti sta fuori. Vabbè, a casa ti scendi i pacchetti di sigarette. Va bene, adesso vai. Io sto nelle tue mani, Tesè, sto nelle tue mani. Vedo che cosa posso fare per te, Marietta. Marietta, ditemi. Una cosa mentre lo scozzese sta qua, tu prendi i suoi vestiti e nascondili. Devo nascondere i vestiti. Sì, vai, non ti preoccupare. Me lo chiamo. Dai. Tesè, No, non uscire e c'è mio marito. mandami il vestito. Me ne ero dimenticata, adesso te li mando per Marietta, non ti preoccupare. E dire che ero venuto per un poco di distensione. Oh, benissimo. Ma quale benissimo? Io perché già stavo su da bussino per lo faccio? Ma perché così sei più seducente? Seducente. Come fare un drumstick? Ma quale sentito? Adesso mi metti sul piedistallo. Lo sai che i bambini scozzesi sono i più virili del mondo, Sarà, ma per me come mio dipendente. Ma quando mai? Stai tranquillo. Adesso ti farò un quadro stupendo. Nerone, stai fermo, cane, che resta alla porta. Non uscire, Nerone. No. Zezze. Chi dove vai lì? Vai, ma cosa dico? O caso, di che film hai fatto? Ah, si andrà a buca solo, se no ti strafoco come ha fatto il macino mio suocero, il cangò. Venite, non ci sta ancora nessuno. Mia suocera. Per quasi vale la statuetta. Per quasi vale l'eterno dolore. Al cavaliere. Calma, e ora sentite. Oggi, cara Concetta cara, io vi ho portato nella casa di una cocotte, poi quando c'è il vostro genere Duarte che è venuto qua.
Ma siete sicuro? Ma se guardate pure la camerina e la scagnata per chi deve stracciare vecchio piani coppa, quello deve essere Edoardo certamente. Ma io non vengo nessuno, non Carlino. È normale, è evidente, è ovvio. Quelli stanno nella stanza del peccato. Per quasi farà perduta gente. Entrate e vedrete. Là, grazie. Ora cominciate l'orecchino. Grande come canzone. Scusate, eminenza! Eminenza. Don Carlino, lei dice stare la signora, un premio di castigo pregano. Sono trasitato in casa e ti do mettere una coppa senza andare a paura. Aspettate, ma ci capite voi? Un prego da uzzette. Don Carlino, ma tutti gli altri puntati, indagini che stiamo cardinale con certezza. Voleva che stiamo pregando, prima Prego, un cardinale. Mamma mia, che tempi. Che tempi orrendi. Don Carlino, vuole scegliere da voi sì. Ma no, ma che c'è? Sto dicendo che ho pure i cardinali in prima se mettono tutto in sé. L'angelite che stiamo a dire. Ma che stiamo facendo? Che ne faccio, che stiamo facendo? Stiamo tu, sì. Ma non stava! Si pigliare le mani suoi, si togliere a me! Ma che scusa? Vuoi dire che una faccia buona? Mi mettete fiducia? Ma che sono i calzoni dell'Edoardo, e vedi, là. Chi lo spuò? Cavaliere di leva biglietti, che ne ha qua? Ha fatto una bella montata. Bravo! Muovete. Senti. Carina. Sì, dico, dammi questi pantaloni che ce li porto. Quello è un amico mio, ho detto, aspetta, c'ho il palazzo, ti vado a prendere io. Ma dai, tu li puoi. Ma tu devi darmi questi pantaloni. Ma ho detto, dammi i pantaloni. Dammi i pantaloni. E non questi pantaloni. Ecco qua. Bravo, Don Carlino! Ah, così te ne può scappare! E quello dopo serviranno pure per prove in tribunale. Bravo! Don Carlino, scusate, ma sono casi chi si stanno, no? I commovati! Non lo so. Non preoccupare, e ti manca casa all'occhio e meglio quando nasce la ma la camarera mi sta a me guarda, ma che la paura della metà scena. Ma che bellina. Lo faccio scagliare, guarda, per chi deve stare vengo a Don così. Carlino, Non mi preoccupare. Non vi preoccupare, ora fanno intervista da subito. Vado, voi state ferma qua, non vi muovi. Don Carlino, ma lei è andato dietro? Deve ma qua, non vi preoccupate. Anzi, facciamo una cosa. Lei si mette sull'attenti, un pezzo in più, naso in giù, e guardi qui chi circola, chi viene, chi passa, io vado e torno subito, Don Carlino, ma lo sai? Una cosa che lasciate fare, a me queste sono cose che posso capire solo io. Mare Cavaradò, sì, avete un'ora di tempo. Svanì per sempre il sogno sull'amore. La Tosca è fuggita. Buona figlia mia! Cazzo delinquente e fitto scemo! Parliamo di questo strangolatore famoso. Ma sei sicuro che lo scusi se sia andato via? Signora, prima ha spaventato sua eminenza, adesso la mia cameriera. Lei è Zezé, è così. Io? A lei? Insomma, Zazza! Che fa mi minaccia, che cose che c'entra? Signoria, cerchi un uomo! Un uomo. Ce ne sono tanti per la via, proprio quando viene Ma lo so, ma io non voglio prorogare una possibilità a voi per quando ci sono la mangiatina mezzanotte. E quando mi ha visto sul mangiare da mezzanotte? Quando lei passeggiava? È naturale! Io passeggiavo e tu stai fermo sotto la via! Ma Insomma, fate uscire il vostro avanti! Io voglio solamente una prova fisica. Appena lo vedo, ti lavo il viso e me ne vado. Lava il viso, non capisco. Non capisci, non ti preoccupare, insomma, fate uscire il vostro avanti. Ve l'ho detto, voglio solamente una prova sicura e poi lo lascio tutto a voi. Il mio amante. Ah, Ammesso che io lo abbia. Mi vuole dire perché lo cerca. È forse suo marito, suo fratello, il suo gatto. ma ti vai a comprare, dai, trova! Non capisce nemmeno l'italiano. Le ricordo che sta in casa mia. Devo tenere la posta. La posta di chi? Ha forse ricevuto qualche lettera minatoria? La posta, e noi non capisci il napoletano. Dico mi devo mantenere la posta perché sto in casa vostra. Ma non vi preoccupate, in vostra città brava palazzo. Sto ancora aspettando che mi dice lei chi cerca. E vabbè. Non è mio marito. Non è suo marito. Non è mio fratello. Non è suo fratello. E non mi è canto. Ma mi interessa lo stesso di trovarlo qua. Ve l'ho detto, voglio solamente una prova sicura. Questo è l'amore di mio marito. È venuto qua per sottenermi il fratello. È una parete, una parete. Ma che state murmurando? Un momento.
signori, io le assicuro che con la moglie ha sempre fatto tutto. E dico tutto, Io le assicuro che non ha fatto niente. E dico niente. Se dice così allora è un bugiardo. Io ma lo volete sapere meglio di me? Io vi sto dicendo che nelle braccia di altre donne fa quello che non ha saputo fare con le mogli. La tengo le prove. Mi tiene le prove, ma perché che diavolo avrei fatto con lei? Come? Stavezzi, disgrazia! Disgraziato è lui. E sappi che la moglie ha fatto bene a cornificare. Ha fatto bene? Senza rinacca! A mia figlia lascia sta! Perché se no io aspetta a scivolare e ci sta la come Sua figlia, ma ha avuto una figlia da lei? ha avuto una figlia da lei? Ecco, si chiede da non picchiare! No, lei, sono tu, ha avuto una figlia con lui. Gesù che sei fatto? Signori, non sto capendo niente. Ma le dico chiaro e tondo che lei mio marito non se la sposerà mai. E io mi scusate a tua madre! Ma che so, ma ti sbaglia me lì! Signora, non di che cosa sta parlando? Di cosa sto parlando? Che sto parlando di uno spettacolo che si è preso quel fiore di mia figlia! Me l'ha distrutto! Abbiamo capito. Uno che ha seduto sua figlia e non se la vuole sposare. No! No! Uno che ha sposato mia figlia e non la vuole tradurre! Mia figlia era un bocciolo! E ora? È rimasto un bocciolo e chi lo fa? Ma lei che cosa cerca? Signor, mi hanno detto che mio genero sta qua sopra da voi! No, non è possibile. Sì! Ma non è possibile, venga. Guarda per tutte le cose che c'è. Ma mi presente. Vediamo! Come va cacca un po' senza cazzo? Signore, sì, a voi, fatelo per carità, salite sopra. Sono solo, mi sta venendo una paralisi. Sì, primo piano, porta a sinistra. Sfondate la porta con una spallata. Salite. E poi ci vuole un pezzo di convinzione. C'è di questo, no? Esorda, allaccia una variabile. Ha visto? È una pippa. Eccomi. Fermo dove state marinate. Senza parlare da solo, trovate un'occasione da tanto. Ma siete pazzi? E per dirmi questo mi piace. Per questo che ho fatto sapere. Signore, o il calzone o la vita. Dio santo, questa me la ricorderò per tutta la vita. Vado a vedere, ma non esame. Come faccio? Datemi il tempo, un attimo, Non vi girate. No. Un attimo, mi sto togliendo le scarpe perché non è facile a sua occasione che scarpo bene. Attenta alle mani. Che significa attento alle Non mani? alzate. Una da volta, marò. Un attimo, Non mi scambiate per No, quando mai? Aspetta, voglio pure la camicia. Volete pure la camicia? Voglio pure la camicia. Ma la camicia ve la potete scordare perché questo è un capo super raffinato. Allora mi dovete scambiare per un lato. Ma quando mai vi siete una persona per bene? Una persona per bene. Allora io ve li farò ricapitare questi pantaloni. Meno male, Come vi grazie. chiamate? Vado a Salerno. Dove alloggiate? All'Alberto Stellato. Va bene, non vi portate. Signore, si è chiuso dentro. Grazie. Pronto? Marito. Ma come faccio spogliato così? E poi che fate vestito così? Non ho tempo per spiegare. Nemmeno io. Provalo, venite un attimo qua. Ma che è successo? Tutto a posto. Tutto a posto. Ma che volete? Sono belli, no? Ma che volete? Provalo giù il calzone. Ma per cortesia, provalo. Ho il calzone. Ora. Ho capito. Ma perché, scusate? Provalo, mi serve il vostro pantalone perché io devo uscire. Certamente non lo posso fare in queste condizioni. Ma perché volete il pantalone da me? Ve l'ho appena detto, devo andare via. Ah, ma vi serve il pantalone? Esatto, sì. Poi come me ne vado? Allora faccio sparo. No, per carità, che se ci volessimo? A morire con un calzone. E poi camminare con la fuoco. Come avrei una certa fretta? Era un momento! Acceleriamo. Acceleriamo.
Non sparate, No, no. piano piano. Basta che vi muovete. È un momento. Domani ve li farò recapitare a casa. Grazie mille. Ah, non so dove abitare. Giustamente. Ma ti ho rubato 4-5 sigarette? Pure il rosolio che faceva schifo. La fa... Grazie. Ho visto che non c'è nessuno. Sto prendendo i zezze che non sta nessuno. Guarda, dice, non c'è nessuno. Sensei. E chi è chi? Ah, devo vedere pure un romanzo. Signore, ti ringrazio. La cercavo da tanto tempo e l'ho trovata per culo casa. Eh? Ora non potrei più negare di avere un amante. Lo vedi? Tengo la prova. Te la provi tocca tu. Signore, ve lo regalo che tu mi avete fatto un grande favore. Con te, sì, con te. Ci rivediamo in tribunale. Guarda! Non un momento su una sopra. Scozzese. Grandissimo scuolo! Anzi, capito perché con mia figlia non è successo niente. Tu non devi stare, stai zitto, tu non fai baracco come hai detto. Stai zitto, ma evidente che il mio genere qua sopra non ci sta. E chi sta chi è? Signore, io sto qua sopra per farmi il ritratto. Era meglio che si trovava il pubblico studio a cura. Vai all'annullamento del matrimonio. L'annullamento della vita. Signora, devo dire sul mio onore che quest'uomo è venuto qui per farsi il ritratto. Non ci sognando perché quest'uomo è venuto per si ritratto. Il giuramento va facendo. Dai. Signora, quest'uomo è sano e virile. State zitto, non mi fa arrivare. Signora, io un amante ce l'ho e sta in questa casa. Le pare che io, mentre mia amante stava qua, me la facevo lo scozzese, non è possibile. Signore, non mi crede? Secondo te? Va, io per salvare la pace di una famiglia, glielo faccio vedere. Nerone, Neroncino, vieni, il pericolo del passato. Vai! Tu pure non studiate! Vai sul piano! Non c'è Innanzitutto questo non è un vestito da donna, No! è un vestito da imperatore E romano. io ho sempre detto che tu puoi fare l'imperatore! E chi sta chi è? O principe elettrico! Questo è uno sporco! È un delinquente! Io sto qua per te, capito? Per te! Vabbè. Sì, perché io sono venuto qua solo per inconciarti con la tua amante, per dirti quanto sei un porco che non ti navi! Non c'è, io sto qua per sé, non ti fa brutti pensieri, non c'è impossibile, no! No! Non c'è, non c'è. Non c'è. Ma che non c'è? Ma che cosa? Ignazio! Dimmi, amore mio, dimmi. Guarda dietro! Guarda! Ma voi c'è... Ma veramente... Ma per cortesia fammici una parola! E che figo! E che poi? Io mi vedo tutti e due per studiare così! E mi veraglia! Ma lì sono così carini. Troppo bene! Donna Tu concetta. stai zitto, non guarda po'! Ero meglio che si trovava a allora! Con l'ellino con pastello! Ma no! Sì, c'hai ragione, questo deve essere punito! Questo deve essere! Lui deve essere punito! Io guardo da gioventù, non ci fate No. si tacci come una puntale. Se te ne cacci la casa te ne viene a tu e sta lì a fare l'imperatore. Guarda qua! Io, poveretto, senza l'aiuto, solo sempre, fragile e indifetto. Va buone amabili del buono, avete ragione, povera donna, sola, fratello. Questa è il mano santo. Hai fatto benissimo! Guarda qua! Io, povera donna, sono sempre fragile e indifetto.
sei un basso ma ci scucciato.